Recitiamo le lodi mattutine nella solennità di tutti i santi. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Venite, prostrate adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Signore, a Lui dà gloria l'assemblea dei santi. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità. Alleluia. Santi del Signore, benedite il Signore in eterno. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore, benedite o venti tutti il Signore, benedite fuoco e calore il Signore,
benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore. Benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore. Benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte che siete sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore. Benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore. Benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pie e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Santi del Signore, benedite il Signore in eterno. Lode a tutti gli amici di Dio, al popolo che gli è vicino, onore a tutti i suoi santi. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode è nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre li cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgono lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a tutti gli amici di Dio, al popolo che gli è vicino, onore a tutti i suoi santi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Siate lieti nel Signore, esultate, o giusti. Siate lieti nel Signore, esultate, o giusti. Fedeli di Dio, gridate di gioia. Esultate, o giusti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Siate lieti nel Signore, esultate, o giusti. Come il sole, i giusti splenderanno nel regno del Padre. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano,
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. come il sole i giusti splenderanno nel regno del Padre. Alleluia. Lodiamo Dio, fonte e premio di ogni santità, e invochiamolo. Per l'intercessione di tutti i santi, ascoltaci. O Dio, fonte di santità, che fai risplendere nei santi le meraviglie della tua grazia multiforme, Donaci di vedere sempre in loro il segno della tua potenza e del tuo amore. tu che nei santi offri alla tua Chiesa il riflesso e l'immagine del tuo Figlio, Fa che il loro esempio ci spinga a una più intima comunione con te. tu che per mezzo dei santi ci ispiri il desiderio della città futura, Fa che seguiamo le loro orme per giungere più sicuramente a te. o Dio che nel memoriale eucaristico e in tutto il culto della Chiesa ci unisce alla liturgia celeste dei santi. Rendici degni di cantare con loro le tue lodi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prole pia, Benedictat Virgo Maria.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi è la solennità di tutti i santi, tutti che hanno vinto questo esame. Noi non siamo santi, non è la nostra festa. Di tutti i santi che sono arrivati in quella vita eterna. Noi dobbiamo continuare a rispondere a questa domanda: chi può salire la monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. I santi hanno mani innocenti e cuore puro. Sono vissuti così e così hanno meritato la vita eterna. Cerchiamo anche noi ogni giorno di avere mani innocenti e cuore puro. Carissimi, per i meriti e l'intercessione di tutti i santi, invochiamo oggi con rinnovata fiducia la divina misericordia per tutti i nostri peccati. Signore, agnello immolato per la nostra salvezza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, primogenito di coloro che risorgono dai morti, Christe eleison. Christe eleison. Signore, lampada della nuova ed eterna città di Dio, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza
della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai 4 angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, chi cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questa solennità ci ricorda che tutti siamo chiamati alla gloria eterna. La indichiamo come il nome di santità già possibile in questa vita. Non solamente i santi ci indicano la possibilità della spiritualizzazione che hanno i seguaci di Gesù Cristo. Ognuno può fare l'esperienza di un'acquisita santità per le opere che compie, santità intesa come manifestazione convinta di onestà, rettitudine, virtù, purezza e altri modi di agire chiamati benedetti. Tutti siamo chiamati alla santità, una parola impegnativa che esprime l'insieme delle opere buone, virtuose che compie il cristiano, quindi la sua retta intenzione in ogni circostanza. È una santità che stabilisce ogni singolo cristiano con le opere che compie, convinzione che non avrà mai quel cristiano che non cura la sua anima e non osserva i comandamenti. Dio Padre, mandando Gesù, ci ha indicato Lui come modello di vita e i santi canonizzati hanno imitato il Signore e la Madre Immacolata. Ecco che i santi diventano per noi fari che ci indicano quella via percorsa da loro, che è la perfetta, altrimenti lo Spirito Santo non avrebbe compiuto meraviglie in loro quando si trovavano in questa terra. Non festeggiamo solamente i santi canonizzati, ricordiamo tutte le altre anime sconosciute che si trovano in paradiso e sono sante per avere corrisposto in vita al Vangelo insegnato dal Signore. Sono un numero immenso di persone in paradiso, anche persone che in questo pellegrinaggio terreno non hanno mostrato grandi opere esteriori e compievano tutto nel nascondimento, conducendo una vita apparentemente normale. Non era invece normale la loro preghiera interiore, perché elevatissima, per le preghiere costanti, pieni di amore e fiducia, recitate riservatamente a casa, ogni giorno anche in chiesa.
e al lavoro nei momenti di pausa. Soprattutto la loro spiritualità è stata elevatissima per la retta intenzione che hanno curato fino a stabilizzarla. Hanno ricercato la verità in ogni loro opera. Hanno agito sempre con giustizia, ossia con onestà, imparzialità. Quindi la santità è possibile ad ogni cristiano carico di buona volontà. Sono tutti coloro che hanno meditato la pericolosità del doppio pensiero e lo hanno rifiutato. Il doppio pensiero blocca la persona nel suo orgoglio e falsità, anche se convinta di ingannare le persone a cui rivolge le sue parole, espressione che non dei suoi pensieri buoni, ma l'ambiguità di quanto vuole compiere di ingannevole. La lotta contro questi comportamenti insinceri deve esprimersi nella lucida volontà di sconfiggerli, per non rimanere bloccati all'inizio del cammino spirituale, che neanche potrà considerarsi tale per la mancanza della ricerca di Dio. Si rifiuta il piano di Dio per continuare a soddisfare le proprie miserie. Anche il più grande peccatore deve avere fiducia in Gesù. Egli non abbandona nessuno di quanti per debolezza cadono nei peccati. Lui ama tutti così come siamo e ci indica sempre la strada per vincere le miserie e staccarci dalla mentalità vecchia. La speranza di poter ricominciare un vero cammino spirituale è la posizione di quanti riconoscono Gesù come loro Signore. Il cammino spirituale è impegnativo e gioioso, trasforma anche le sofferenze in occasioni per pregare con maggior fiducia e amore. Quindi la santità dipende da ogni singolo cristiano e non da Gesù. Lui vuole dare tutte le possibilità per una elevazione morale perpetua, il distacco dalle cose materiali e inutili, per riordinare la scala dei valori e mettere al centro la volontà di Dio. Oggi è l'onomastico di tutti i cristiani. L'augurio più bello è di poter imitare i santi di cui portiamo il nome. Pochi però conoscono la vita dei loro santi patroni. Non si sono mai impegnati nella lettura meditativa delle opere dei grandi eroi del cristianesimo. C'è sempre tempo di leggere anche sul web la vita del santo patrono. Chi immagina i santi come persone diverse si sbaglia. L'unica diversità si coglie nella decisa volontà di imitare Gesù. Per il resto sono persone uguali alle altre, con malattie, gioie e sofferenze. Anzi, più sono vicini a Gesù, più mimetizzano la loro spiritualità. Una prova la dava, per esempio, Padre Pio, mostrando con semplicità i suoi abituali comportamenti in modo naturale e sincero. Mostrava all'esterno le caratteristiche della spiritualità interiore e già solo per questo lo consideravano un santo, per la sua alta moralità. Così avvenne per tutti gli altri santi. Il vero seguace di Gesù si distingue sempre per le buone opere, la sincerità,
l'onestà soprattutto intellettuale, la bontà, l'espressione in ogni occasione della verità, l'alto senso della giustizia, l'amore verso tutti, anche per i nemici, la preghiera costante fino a diventare un cristiano che rilascia ovunque il buon esempio. Così si diventa grandi davanti a Gesù. Si ottengono le grazie più facilmente perché in comunione con Lui e si acquista con semplicità il paradiso. Chi vive guardando più al cielo e meno all'amor proprio non cade nella bramosia delle cose materiali ed è felice già in questa vita. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli. Buona festa a tutti, buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e del Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con gratitudine possiamo riconoscere l'azione di Dio in noi. Preghiamolo affinché Egli compia ciò che ha già iniziato. Diciamo insieme: per l'intercessione dei santi, ascoltaci, Signore. Per l'intercessione dei santi, ascoltaci, Signore. Per ogni comunità cristiana, sia consapevole di vivere già nella comunione dei santi, per annunciare al mondo l'amore di Dio che ci santifica. Preghiamo. Per l'intercessione dei santi, ascoltaci, Signore. Per quanti vivono in questo giubileo il pellegrinaggio della speranza, ripongano la loro fiducia in Dio e in tutto ciò che Egli compie per noi. Preghiamo. Per l'intercessione dei santi, ascoltaci, Signore. Per le autorità del nostro Paese, concedi loro lo spirito del
discernimento, perché possano creare per tutti le condizioni di una vita serena e felice. Preghiamo. Per intercessione dei santi, ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, la partecipazione alla cena dell'agnello ci purifichi e ci trasformi, perché possiamo essere rivestiti della veste nuova dei risorti. Preghiamo. Per intercessione dei santi, ascoltaci, Signore. Invochiamo la Regina dei Santi per tutti coloro che sono ancora in cammino in questa vita terrena, così possono diventare santi. Tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu ci vuoi santi come tu sei santo. Accordaci con larghezza il tuo spirito per vivere nella beatitudine di chi si riconosce tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Tu nei secoli, Signore, Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi. Essi, che già godono nella tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo, che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Santo
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e tutti i santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori, preso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo di quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis edie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Beati
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Beati i puri di cuore, vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, di essi è il regno dei cieli. Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei santi, che vi rafforza con la loro incessante preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Amen. Liberati dai mali presenti per le intercessioni di tutti i santi e istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria, nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ricordo gli avvisi, prima di tutto un grazie di vero cuore a tutti voi che siete qui presenti, nonostante la nostra nona parrocchia siete venuti in tantissimi. Un grazie ai cantori, che sono stati bravi. Ricordo gli avvisi, dal lunedì al sabato alle 9:30 a Santa Messa, a seguire il Santo Rosario. Il lunedì sera, ore 21, preghiere di intercessione. Mercoledì sera e venerdì sera, ore 20:30, la messa di intercessione. Il mercoledì sera riservati volontari.
Ricordo venerdì prossimo, sabato e domenica prossima saremo a Parete in provincia di Caserta da Padre Gennaro, poi dopo 15 giorni saremo da Don Marcello Stanzione e a dicembre saremo a Laconi in provincia di Oristano in Sardegna e poi in Sicilia a Grotte in provincia di Agrigento. Ricordo dal 2 sera al 5 gennaio faremo il pellegrinaggio alla Madonna del Cuore d'Oro e alla Madonna dei Poveri che si trova in Belgio. Quest'anno non si va a Santa Rita, ma andiamo alla Madonna del Cuore d'Oro e alla Madonna dei Poveri in Belgio, che è veramente bello. La Madonna dei Poveri, quella statua in fondo, quella arriva da Madonna dei Poveri, l'abbiamo comprata lì qualche anno fa, prima del Covid. Ecco, si trova in Belgio. È un bel pellegrinaggio, veramente bello, che non c'è stato, cerchi di venire, che è veramente bello. Poi ci sarà una Via Crucis particolare in mezzo a un parco secolare, veramente bello. Ricordo poi dal 30 gennaio al 1 febbraio il ritiro spirituale a Bassano Romano in provincia di Viterbo, che è al monastero San Vincenzo Martire, è veramente bellissimo questo monastero. Poi nel nostro sito ci sono tutti gli incontri che faremo fino a settembre 2026, devo ancora aggiornarlo ma non ho avuto tempo. Bene, uniti in preghiera, buona giornata a tutti e concludiamo con il canto.